Buon pomeriggio allo stadio Salvatore Fauza di Terrasini, stanno entrando in campo adesso Partinico Audace e Camarat, partita valida per la 13ª giornata del girone A di eccellenza, una partita dal sapore di playoff, entrambe le squadre appaiate al quinto posto appunto del girone A di eccellenza, 19 punti per entrambe, un passettino avanti per gli ospiti quest'oggi in maglia bianco-blu di casa, il Camarat 1972. Andiamo a leggere rapidamente le due formazioni partendo dal Partinico Audace. Si schiera con Polizzi, Grillo, Martignetti, Di Giorgio, Raimondi il capitano, poi Dudi, Di Mercurio, Alfano, Mistretta, Caronia e Iezzi. Risponde il Camarat con Dolenti in porta, poi Baio, Lupo che è il capitano, Ledesma, Mirabelli, Pane, Pierce, Arken, Osvaldo, Spinelli e Cracchiolo. Sono schierate adesso in campo, centrocampo, le due squadre, consueti saluti, qualche minuto di ritardo e poi possiamo cominciare. Andremo a vedere, andrà a giocare il primo pallone di questa partita. Ripeto, una partita al sapore di playoff, quinto posto per entrambe. Una vittoria significherebbe allungare sulla diretta concorrente, sono punti importanti, sarebbero punti importanti perché Camarat, Partinico Audace, Castellammare e Bagheria sono entrambe, scusate, tutte e quattro a 19 punti. La classifica è molto molto corta verso il quarto posto per i Casilmeri e lo Sciacca Calcio 21, e quindi anche un passo falso di queste due squadre e una vittoria di una di queste due di oggi significherebbe il sorpasso, e quindi importantissimo più che mai andare a vincere questo scontro diretto per entrambe. Attaccherà da sinistra verso destra dei vostri schermi il Partinico Audace in maglia nero con riporti verdi, da destra verso sinistra invece il Camarat in maglia bianco-azzurra. Possiamo cominciare. Partinico Audace sul pallone, giocherà Alfano. Aspettiamo soltanto il fischio dell'arbitro per iniziare ben 6 minuti in ritardo. Ancora forse le cose tecniche da sistemare, forse adesso è il momento giusto per poter partire questo match. Iniziamo, divertiamoci con Alfano che ha già giocato il primo pallone all'indietro, il Partinico Audace che sviluppa l'azione da sinistra verso il centro. Si riparte da dietro con Capitan Raimondi, chiusura lì dietro la parte della difesa del Camarat, poi si lotta quasi sulla tre quarti campo appunto degli ospiti. Fallo su Ledesma che sta a conquistare il primo possesso del match. C'è già Pane sul pallone pronto a girare da Baio. Cracchiolo sotto la nostra postazione per giocare il pallone, non lo tiene nessuno, la rimessa laterale del Camarat. Cracchiolo ha lasciato a Capitan Lupo. Arken in contro, preferito invece Ledesma, pallone avanti verso Pierce, ancora Arken, la tocca di rigore, gioca in aria per il suo numero 9 che cercava la conclusione. Il primo squillo è di Ignacio Pierce, prova a scaldare i guantoni di Polizzi, ma la conclusione è molto molto lenta. Siamo già dall'altra parte con Iezzi, è rimasto a terra però Baio.
terra il numero 2 del Kamarat. La ma nulla ho avuto. Speriamo niente di grave per lui. Non sappiamo in che scontro si sia fatto male o se è un problema muscolare. Si rialza il 2, ma occhio, forse è pronta la prima mossa obbligata da parte del Kamarat, perché Baio non sta bene e viene subito effettuato il cambio per uscire il numero 2. Entra Usauce. Entra Usauce al posto di Baio, quindi subito chiamato in causa il numero 3 dopo appena 2 minuti di partita. Deve dare forfait Baio per un problema muscolare. Brutta notizia subito in questo inizio di partita per gli ospiti del Kamarat. Viene incontro a Iezzi, il pallone non arriva dalle parti di Alfano e nemmeno dalle parti di Mistretta, e allora si può ripartire da Dolenti. Gioca Dolenti, corto da Usauce, l'ha impattata perfettamente, c'è un po' di difficoltà, ha messo il numero 3 che deve andare avanti da Pierce, anticipato nettamente, poi Mistretta messo giù forse da Usauce, non c'è nulla, Cracchiolo si impegna, la tiene, no, non è vero, non c'è riuscito per qualche centimetro sul pressing di Iezzi, e allora ancora il Partinico Doce da attaccare con la rimessa laterale di Grillo, altro colpo subito da Mistretta che va a terra per la seconda volta. 30 secondi, stavolta sì, però guadagna il calcio di punizione. E allora occasione dal limite dell'area, un po' decentrata per il Partinico Audace con Caronia, si è già preso il possesso del pallone e va a contare i passi. Dolenti invece dall'altro lato va a sistemare la barriera a 2. Osvaldo e Cacchiolo in barriera per Dolenti, va a calciare Caronia e sono salite le torri del Partinico Audace. Va a Caronia, è un pallone morbido dentro a cercare Capitan Raimondi, se non ho visto male dovrebbe averla toccata lui, ma era in posizione irregolare secondo il direttore di gara. Dolenti allora nuovamente dal fondo, stavolta fa salire Usauce e Mirabelli, lungo Dolenti. Arken a fare la sponda da Pierce, si pestano un po' i piedi, due attaccanti del Kamarat, e allora esce Alfano, palla al piede solo per un attimo perché Ledesma e Pane non gli rendono vita facile. Allora sponda di Pierce, Osvaldo prova a passare, fermato bene però dalla retroguardia nero-verde che ha fatto una buona chiusura difensiva con il Capitan Raimondi. Allora si riparte da Mirabelli e Usauce. Cacchiolo lungo linea, invece no, a cercare la sponda di Pierce per Arken, prova ad accendersi la coppia del Kamarat, poi Lupo verticale ancora da Pierce, anticipata ancora una volta, poi Lupo non arriva a contrastare, Usauce si fa sentire su Mistretta, il numero 9 è già molto nervoso perché è il terzo fallo che subisce. Finta di aprire Di Giorgio da Capitan Raimondi che gira, ancora Di Giorgio non riesce ad arrivare a tenere il possesso, allora in campo aperto corre Pierce contro il capitano del Partinico Audace, ancora Pierce, potrebbero un fallo di mano, invece secondo fallo c'è Katarinen, fuori gioco però fischiato al numero 11.
Al fondo riparte Polizzi, lungo a cercare sempre la sponda di Mistretta. Oiezzi in profondità. C'è stata deviazione della laterale nero-verde. Alfano si gira Di Giorgio, profondità nella posizione regolare da parte di Grillo, e allora si va alla bandierina. Salite le torri come sulla punizione precedente, dovenuta staccare Raimondi, e come al solito si incarica Caronia della battuta. Pallone dentro ad anticipare tutti Pierce, poi Iezzi non arriva, anticipato da Lupo, si impegna per però il numero 17 secondo il direttore di gara su Grillo. Batte Alfano, vediamo se la palla va sempre a ricercare il capitano Raimondi, si stacca sul secondo palo nel duello con Arken, e invece uno schema, occhio che si è staccato bene Caronia con il destro, il pallone rimane lì, spazzato via bene da Mirabelli, poi Alfano non arriva nella lotta con Lupo, Di Giorgio sì con la testa, poi Iezzi anticipato bene, si lotta ancora al centrocampo, Di Giorgio ad anticipare, Mistretta forse ha preso un colpo tra Mirabelli, non c'è nulla, adesso un momento molto concitato e confuso della partita. Cracchiolo non arriva, e ora con le mani comandare Grillo, si è rialzato Mistretta dopo aver preso il colpo e parte alle spalle di Osage, ancora il 9 a proteggere il palo in mezzo a due. Per lui parla ancora con il guardaline, invece la rimessa è per Cracchiolo che ha già tenuto da Duli, e lo mette giù, e Cracchiolo lascia in la punizione a Osage. Lupo con lo scambio con Pane che rivorrebbe il possesso, invece no, preferito Cracchiolo verticale Osvaldo, prova il solito destro-sinistro 17, poi Lupo, Pane prova a girare tutto da Arken che però è rimasto fermo immobile, occhio però al non controllo di Mercurio, il pallone dentro, Pierce non è riuscito a controllare Di Mercurio, adesso si sviluppa un po' sul lato sinistro del campo l'azione della partita di Audace con Martignetti che è andato lungo, ha anticipato secco Ledesma da Di Giorgio che è partito a 2000, poi solo per un attimo Caronia che ha guadagnato calcio di punizione, il numero 10 che è incaricato di battere tutti i piazzati della squadra di casa. Il pallone, Iezzi velo, pensava di aver dietro di sé il suo numero 9 Mistretta che però invece andava a occupare la sua posizione, non si sono capiti bene i due offensivi dei nero-verdi, qui Arken sponda ma non c'è nessuno perché Ledesma era qualche passo indietro. Di Giorgio a girare da Duli, Raimondi che basta Di Giorgio per andare in impostazione, cerca il lancio bello per Caronia, l'idea era giusta, probabilmente la posizione era anche irregolare da parte del numero 10, però non è arrivato per qualche centimetro ad arpianare questo pallone sul lancio di Giorgio. Batte Mirabelli dal fondo, Dolenti parla con il direttore di gara che si va a spiegare. Mirabelli, Dolenti,
questo lato verso Lupo con la testa Pierce, la tiene in qualche modo e la tocca verso Arken, poi prova a girare il numero 11 verso Osvaldo che si impegna, non lascia scorrere perché non è convinto del rimpallo, poi ancora il pallone che rimane lì a metà, arriva Di Mercurio ad aiutare poi Caronia e allora si alza un po' il baricentro del Camarat. Palloni davanti per Ledesma che si è inserito bene, pallone dentro, chiuso bene Martinetti, poi Osvaldo al limite dell'area a cercare l'incrocio con il suo mancino. Polizzi scende bene alla sua sinistra, Di Giorgio, ancora lui, duello fra numeri 4, chiede scusa a Lupo che lo stende, Duli lascia a va lungo lui a cambiare tutto bene, mette giù Caronia, poi fermato secco da Spinelli, rimasta a terra Caronia, Martignetti, Raimondi, ancora il braccetto di destra da cercare in stretta, anticipato secco stavolta da Mirabelli, il Lupo, Pierce che palla per cercare di far correre Arken che si impegna bene l'11 nel duello fisico che è la miglior qualità, poi chiusura di Raimondi, Alfano prova a far uscire i suoi ma perde il possesso, Ledesma Arken, Lupo servito da Pane con l'esterno, va da Arken che ha spazio, Polizzi proprio lui al fondo a cercare Di Mercurio che mette giù, è tornato bene ancora una volta Osvaldo che forse in questo momento sta facendo più lavoro difensivo che offensivo. Mirabelli ha girato, Osage Cracchiolo lascia scorrere Lupo, Arken non arriva, ancora Cracchiolo a lottare con Iezzi, il numero 11, ancora Cracchiolo, raddoppio di stretta, doppio rimpallo, arriva Lupo ad aiutare, nel duello con Alfano è uscito vincente il numero 4. Grande Vito! Bravo Vito! Si prende il calcio di punizione. Bravo Vito! Capitano in maglia rabbia con Ledesma. Verticale Arken, vuole il movimento profondo da parte di Ledesma che ha cambiato lato su cui agire. Arken mette dentro un pallone complicato da gestire per Pierce che ha provato la sponda, Di Mercurio ad alzare un campanile, vediamo chi la mette giù, si impegna Di Giorgio nel duello con Pane con la testa, poi bene Spinelli a girare da Osage, lancio lungo verso Arken che va con la testa, Alfano spalla la porta, lo pressa Lupo, non c'è fallo, occhio al Camarat che accelera con il proprio capitano che mette dentro, l'altro capitano del partito di Cavoce a recuperare, poi Pierce destro, posizione irregolare da parte del numero 9 che sembrava netta, già in presa diretta è arrivata poi la segnalazione del guardaline sul rimpallo. Gol! Era gol! La chiusura di Gol era! Raimondi. Casassetta! Casassetta! Duli. Lungo il lancio bene, come al solito Caronia a mettere giù. Contro Di Giorgio. Si riporta Martignetti. Di Mercurio Martignetti. Raimondi. Gira adesso il Partinico audace per cercare di fare un po' di giro palla e tenerla lì, la perde però Mistretta sul lancio lungo verticale per lui. Allora Arken prova ad accelerare il numero 11 per ribaltare l'azione, va da Osvaldo, vediamo se cercherà come al solito il suo mancino, si infatti rientra per cercare la conclusione e trovare attento Polizzi che respinge in calcio d'angolo, era pronto Pierce sulla ribattuta, ma ancora una volta il Camarat
pericoloso dalle parti di Polizzi. Sta sicuramente approcciando meglio questi primi 17 minuti la squadra ospite. Calcio d'angolo, se ne incarica Pane. Vai ragazzi, vai ragazzi! 5 uomini in aria per il Camarat. Chiama lo schema Pane. Movimento di Spinelli a portare via l'uomo. Batte adesso Pane sul secondo palo, ma non c'è nessuno lì. Sfruttato male. E allora Osvaldo a puntare Grillo. Deve ripartire il Lupo bene di prima. Poi Ledesma, il cross dentro, cerca il secondo palo. Mirabelli seduto troppo con il braccio su Caronia, che ha rotto giù e ha guadagnato calcio di punizione per i suoi in area di rigore, per far respirare un po' la retroguardia nero-verde. Martignetti di Mercurio a cercare di far correre sulla verticale Bistretta, accelera il numero 9, Iezzi a tagliare dentro in area di rigore, il pallone arriva, Osege però in estrema tranquillità. Poi Ledesma, Spinelli ancora Ledesma, Osvaldo non la può tenere, Alfano sì. Raimondi, Martignetti. Ora Raimondi, sventagliata larga dalle parti di Grillo. Iezzi era troppo centrale, Archen l'ha regalato Alfano per un attimo, poi ancora Grillo a lottare. Mirabelli, ancora Grillo se la va a riprendere bene al limite dell'area. Occhio che il 2 guarda la porta, non allarga, pensa ad andare da solo. C'era completamente solo Caronia alla sua sinistra, che si arrabbia tantissimo per la palla non ricevuta. Da lì il numero 10 avrebbe potuto far non male ma di più, perché avrebbe potuto sia calciare entrando in area di rigore sia andare a puntare nello stretto. Abbiamo già visto, può far male. Spinelli prova a passare, voleva il rimpallo, non c'è nulla, messa nero-verde. Contro proprio Caronia a girare Alfano. Caronia spinto da Spinelli, messo giù da 23, calcio di punizione ancora una volta guadagnato dal 10. Punizione al solito Caronia. Raimondi sempre un secondo palo, il pallone sempre verso lui. Questa è la deviazione. Allora, c'è la posizione irregolare da parte del capitano in maglia 5. Allora si riparte con una punizione alla propria area di rigore per Dolenti. Lunghissimo Dolenti, cercare sempre Arcana che non l'ha tenuta in campo. Pressing su Puli, va a cercare lo spiovente, ma c'è solo Mirabelli a andare lì con la testa. Lupo mette giù, Alfano gli prende il tempo e il possesso 2 volte, bene anche con rimpallo. Iezzi di prima, voleva forse un fallo sia Iezzi che Bistretta, ma il pallone per Archen che si ferma e vuole cercare profondo Pierce. Il pallone non può mai arrivare dalle parti del numero 9. Ledesma spalla la porta, deve ripartire da Mirabelli, si ritorna da Dolenti, sale il partito Audace. Lungo col suo mancino, l'idea è sempre quella di cercare Archet che stavolta fa ribalzare, poi il vento non lo aiuta e invece aiuta Di Giorgio che si riprende il possesso, vuole incontro Bistretta, la sponda c'è, ancora il 4. Stavolta si è accentrato Di Mercurio, si allarga per Caronia, puntato 1 contro 1 Spinelli, raddoppio di Osvaldo, sovrapposizione perfetta di Mercurio, pallone che arriva dentro.
chiuso bene Mirabelli, poi Osvaldo a puntare bene e viene esteso stavolta a commettere il fallo e Caronia, che di solito li prende dopo la partita, li ha presi fino a questo momento, questi 22 minuti di gioco. Occhio perché intanto arriva probabilmente un'altra brutta notizia per il Camarat, c'è il capitano Lupo a terra e si prepara un altro cambio. Dopo l'uscita di Baio, infortunio muscolare, dopo appena 2 minuti anche Lupo probabilmente sarà costretto ad abbandonare il terreno di gioco dopo 22 minuti. Si è accasciato a terra il capitano in maglia 4, anche per lui probabilmente infortunio muscolare. Si può ripartire con Lupo che abbandona il campo e gol da Lupo che dovrebbe essere pronto a sostituirlo. Lancio lungo per Pierce che si impegna in mezzo a 3 difensori, va col destro, comunque apprezzata la corsa e la conclusione di Pierce. Eccolo qui, arriva il secondo cambio per il Camarat, obbligato quello di Baio, qui è entrato José che esce da Guadalupe. Dai che è lì! Dai che è lì! Si riparte il capitano Raimondi, lancio lungo dalle parti di Osece senza problemi, portando anche Pane a ripartire da Mirabelli, lascia Dolenti. Occhio che non si deve complicare la vita il Camarat. L'edesima verticale da Osvaldo, non è preciso però per il 17. Adesso si va a impegnare nel pressing insieme a Pierce, lungo il lancio di Polizzi, anche questa volta era riuscito a metterla giù bene Caronia. Ci parole ormai. È stato fischiato però fuori gioco ai suoi danni. Guadalupo qui prova ad accendersi in mezzo al campo con Alfano, poi il rimpallo premia Ledesma che allarga da Osvaldo. Ledesma, il 5 a cambiare tutto sul secondo palo alle parti di Arken. Grillo non perfetto, Arken appoggia al limite dell'area per Guadalupo che prova a entrare in area di rigore, riesce bene caparbiamente, poi scivola il campo bagnato, ha perso anche l'equilibrio il giocatore in maglia 20. Scorrere alle parti di polizia. Lungo il lancio, Caronia per 20, c'è Grillo il più veloce, mette giù con difficoltà, è tornata alla grande Pierce anche in zona difensiva. Poi
Dolenti mette giù e alza le parti di Guadalupo che non può arrivare, si spalla Archen ad aiutarlo. Ancora il 20, prova ad accelerare Archen in profondità, pallone sbagliato però per il numero 11 che non può arrivare. Di Mercurio, Ledesma se la va a riprendere. Ancora a lottare 2 volte, 3 volte, 3 colpi, 4 colpi. Osvaldo però non molla e tiene il possesso. Guadalupo ha perso il tempo e allora deve ripartire da Pane. Verticale il pallone, ancora Pierce si appoggia da Mirabelli. Si va dal Kent. Con le mani Grillo sulla testa però regalata. Ledesma fallo del 4. E avanti! E avanti! Vai Michele! Michele, spacca sta porta, Michele! Pane. C'era Iachino Mattia, Solite torri del camera. Sempre l'otto sul pallone a battere, a cercare il secondo palo. Stacca però prima la difesa nero-verde, poi Guadalupo, Osvaldo, ancora Guadalupo, c'è spazio per servire a Ken in posizione regolare a tutti i guardarini, la mette dentro il 15 secondo palo. È arrivato Sece per questione di centimetri. Poi Di Giorgio ad allargare, Caronia a far correre Di Mercurio. Occhio al partito che si può distendere. Ottima chiusura però da parte di Spinelli per non far ripartire il contropiede dei padroni di casa. Su Caronia e allora Guadalupo, Pane rimasto a terra il 10 che si lamenta e ce l'ha forse con qualcuno fine degli ospiti. Osece ancora il centrale in maglia 3, Pane, gioco di gambe, Guadalupo deve ripartire, occhio non deve perderla, Mistretta se la va a riprendere bene, poi Guadalupo, Gracchiolo contro, ottima la sponda di Osvaldo. Vai! Ha spazio da prendersi il numero 11, ma è chiusa bene la difesa del partito Audace e che grandissima chiusura di Di Giorgio. Poi bella anche la sventagliata e come sempre perfetto il controllo di Caronia che aspetta la sovrapposizione di Di Mercurio, si accentra e poi scarica. Ancora lì il partito Audace, Alfano se lo meggia fra due, limite dell'area, poi Mistretta, triangolo eseguito, Alfano! È grandissima chiusura e parata di Dolenti, che parata di Dolenti in uscita con Alfano che aveva creato una grandissima occasione per i suoi, nel triangolo eseguito nello stretto benissimo con Mistretta che ha riconsegnato una palla al bacio Dolenti, però in uscita è stato perfetto. Era finito a terra anche Ledesma, si tocca il flessore, potrebbe essere un altro colpo di scena la gara del Camerat che in 31 minuti ne ha già dovuti sostituire 2, Lupo e Baio per infortuni muscolari. C'è il detto non c'è senza 3, sì, però ci sarebbe meglio che Ledesma stringesse i denti. Martinetti avanti, colpetto Mistretta, ottima la sponda per Caronia che fa sparire il pallone dagli occhi di Pane che lo deve per forza stendere. Caronia continua a chiedere qualche giallo al direttore di gara che però anche in questa occasione non arriva.
prendere sul fondo del numero 7, mette dentro per Bistretta, che ha fatto fallo su Mirabelli, gamba tesa. Vai John! Molto spezzettato, si è davanti al centrocampo. Le occasioni migliori sono state sicuramente il sinistro di Osvaldo da un lato e il destro di Alfano dall'altro. L'inserimento poc'anzi del numero 8 con il triangolo chiuso bene con Bistretta, un'occasione importante per parte. Guadalupo, Cella fa sparire il pallone sotto gli occhi di Grillo, entra in rigore il numero 20, poi ha perso l'attimo. Guadalupo che aveva fatto tutto bene, è mancato poi l'ultimo passaggio. Poi cerca sempre Caronia, sponda da Di Mercurio, Giorgio non allarga, non lancia, va da Alfano, lo fa lui, ma sia Bistretta sia Caronia sono rimasti fermi immobili. Previti! Abaco! Giorgio la va a riprendere questa palla bianco-blu. Si lascia un bagnino. Laterale avanti con Birsa e si impegna in mezzo a due, guadagna ancora qualche metro, dopo metro. Ancora il pallone avanti a cercare lui, anticipato da Di Mercurio, Raimondi spazza su, lui in alto che può per far correre avanti Coso, Bistretta, fatto probabilmente fallo, si ferma e calcio d'acqua, ha detto il direttore di gara, arrabbiatissimo Pane, intanto si va dalla bandierina per il partito di Caudace, è rimasto a terra Mirabelli. Comunque per protesta e basta, protesta. Quinto angolo nero-verde. È stato sventolato un cartellino giallo, non ho capito gli indizi di chi fosse Ivane. Bucchione nell'area piccola. Se ne mandano a dire Duli e Cracchiolo, se non erro lì. Infatti il direttore di gara è davanti a Dolenti, infatti arriva il direttore di gara a sedere un po' gli animi. Tutti là nell'area piccola. E poi arriva proprio lì, quello di Caronia, spiovente, toccata con la testa di Mercurio, ma non è stato osservato benissimo questo pallone da parte del numero 10 stavolta, a differenza degli altri calci piazzati. Con Raimondi e la perde anche nelle partite di Caudace perde il possesso. Polizzi ad allargare verso Bistretta che prova la sponda, Iezi alle sue spalle, è passato ancora Iezi, che la sblocca, ma con un pallone in campo. Il Partini Caudace
Audace la sblocca con un colpo di testa, non ho visto se di Mercurio o di Caronia, ma ovviamente adesso esplode la protesta della squadra di casa perché è spuntato un pallone in campo alle spalle di Iezzi e il gol è regolare. Il gol è regolare, mi sembra giusta la chiamata del Guardaline, nonostante il pallone in campo non ha influito comunque nell'azione. Iezzi mette dentro un bel pallone, Caronia sblocca 1-0 per il Martinica Audace, ma sicuramente ci saranno tantissime polemiche, tantissime, già lo immagino, perché non è un episodio che capita tutti i giorni questo. Iezzi però era già nell'area piccola, pronto a sfruttare la sponda di Bistretta, abbraccio degli uomini in nero-verde. Caronia in maglia 10 che di testa in tuffo sblocca la partita 1-0, importantissimo per mettere in discesa questo match che secondo me aveva visto i neroverdi un pochino più in difficoltà rispetto al Camarat. La decisione da parte del Guardaline sotto la nostra postazione e del direttore di gara è stata presa 1-0, Martinica Audace, ma la cosa che mi chiedo è da dove è sbucato quel pallone. Sappiamo veramente dove si è sbucato quel pallone in campo alle spalle di Iezzi. Fatto sta che sbloccano la partita dei neroverdi e adesso devo andarla a riprendere i bianco-blu che si ritrovano sotto al netto del pallone in campo o meno. Secondo pallone in campo. Di punizione. Ha già battuto Pane, non voleva la distanza. Arken mette dentro sul secondo palo, troppo lungo però per tutti, non si è inserito Pierce. Era giusta però la scelta da parte del numero 8 di cercare di prendere controtempo e disattenta alla difesa del Martinica Audace, c'era quasi riuscito. Arbitra fuori gioco! La bandierina, coglione, diglielo! Coglione! Diglielo che fuori gioco! Venduto, arbitro! Adesso tante proteste da parte di Bistretta e di Raimondi. Non ho capito il motivo specifico, ma si riparte dal fondo con Polizzi che va lunghissimo da Di Mercurio che è riuscito a tenerla in campo, poi Mirabelli con la testa, regalato forse il pallone sì a Di Mercurio che però poi va a stendere il diretto avversario e mette fallo. Ora il bianco-blu con Osvaldo che perde un colpo a Di Mercurio, guadagna calcio di punizione. Adesso il direttore di gara però va a catechizzare entrambe le panchine con mister Cammarata nervosissimo per il gol subito in quel modo. Osauce lungo, Arken mette giù, si appoggia da Guadalupo, invece Ledesma no, anticipato da Di Giorgio e allora riparte Alfano, palla al piede, poi si ferma, torna saggiamente da Di Mercurio. Di Giorgio, Di Mercurio si ripropone, porta palla verso il centro del campo, la verticale verso Bistretta che però non può tenerla. Pane alza il pallone un po' a metà sia per Pierce che per Osvaldo, infatti nessuno dei due riesce a tenerla. Se la va però a riprendere il numero 8 Cracchiolo, ancora avanti il pallone un po' a casaccio. Pugliezzi, Bistretta, Mirabelli, bene Pane, Guadalupo, Ledesma,
di centrocampo, andarsela a riprendere con la punta. Di Mercurio da allargare per Caronia, sempre isolato nell'1 contro 1 a cercare con Spinelli. Non c'è la sovrapposizione stavolta di Mercurio, no, lo punta, lo salta secco, numero 10, doppio passo, va sul fondo, Caronia steso da Spinelli. Non arriva, anzi sì, adesso in questa occasione il cartellino giallo, ma erano già tanti falli ai danni del numero 10. E adesso punizione nella zona bandierina, come se fosse un calcio d'angolo per i padroni di casa che vogliono allungare lo score e andare su 2-2 a fine primo tempo. All'interno dell'area di rigore, Raimondi parte da fuori area, Mirabelli lo segue con lo sguardo. È staccato il 5, aspetta Mirabelli, ribatte Caronia dentro, stretta, si è infilato col gambone a cercare di anticipare il fatto che fallo però proprio lui. Mirabelli, Ledesma, Mane, poi lancio lungo alle parti di Arken, Grillo liscia la sua rimessa laterale, quelli del campo. Adesso un po' di nervosismo sugli spalti. Lungo Grillo, Osege liscio, poi se la cava, contra Grillo con la testa. Mirabelli ha ripartito lenti, un pallone molto molto complicato però per il portiere del Camarate che riesce a gestirlo bene. Le parti di Ledesma che però ovviamente pecca di qualche centimetro e quindi non la tiene. Spinelli spalla a porta, non si appoggia da Mirabelli, ma lascia scorrere in rimessa laterale, poi abbatte dal suo centrale, adesso sì, qualche secondo di ritardo, proprio lui a mandare avanti da Pierce. Vediamo se la tiene, no, perché è tornato Alfano a ripresi il possesso, ancora il numero 8, finta di corpo bella e sempre a trovare le geometrie e la calma giusta il centrocampista nero-verde. Poi Spinelli si prende con la testa, mi stretta, gliela va a rubare, poi va col destro deviato. Il calcio d'angolo, il partito audace che spinge in questi ultimi minuti del primo tempo. Maccaroni a batterlo stavolta, se non erro, Bagliezzi. Il destro di Iezi, raso terra e uno schema, lisciata di Mercurio, poi Mistretta, deviata la sua conclusione, Mondolenti che voleva subito far ripartire l'azione e Martignetti bravo a non farlo giocare rapidamente. Manu Guadalupo, sovrapposizione di Cracchiolo, non lo serve il 20, Mane a girare invece completamente all'altro lato per Osvaldo, che palla regalato per Mercurio. Osvaldo entra in rigore mettendo un secondo palo alla limite dell'area. Pierce, sinistro alto da parte del numero 9 che doveva e poteva fare sicuramente meglio, ma c'è stata deviazione e calcio d'angolo. C'è
questa è la deviazione del calcio d'angolo. Sicuramente però doveva e poteva far meglio il 9. Mane alla bandierina. Il Camarat andarla a pareggiare negli ultimi minuti del primo tempo nel recupero. Solito lo schema Panevi contro Osvaldo, invece il pallone arriva dentro sempre sul secondo palo, è rimasto a terra Ledesma che ha fatto un prefallo e si è fatto anche male probabilmente questo colpo, era a terra, è stato letteralmente vestito agli avversari. E 1-0 alla fine di questo primo tempo fa partita audace e Camarat buonissimo con il secondo tempo. Ritorno dei 16esimi di finale della Coppa Italia, promozione Sicilia. Il Lascari Cefalù e il Nicosia si contendono un posto tra le prime 16 della competizione. Si gioca allo stadio Ilardo di Lascari con entrambe le formazioni reduci dai rispettivi impegni in campionato. Iniziamo con il film della partita perché dopo un quarto d'ora di gioco ci prova il Lascari Cefalù dopo una prima iniziativa da parte degli ospiti, l'uscita da parte del portiere di Casa Sassi che prende il posto di Mammano, poi c'è il salvataggio e infine l'opportunità da parte di Oviedo che a porta completamente spalancata si mangia il gol dello 0-1. Al 21esimo però i biancorossi passano in vantaggio con questo tiro a giro molto bello da parte di Oviedo che si riscatta dopo l'errore precedente e porta in vantaggio la compagine biancorossa esattamente a metà della prima frazione. Prova a reagire il Lascari Cefalù di mister Comito con questa palla che arriva in area di rigore dopo la deviazione di Bocciuei. Allora Moccero, virata e mancino con la palla che esce veramente di un soffio alla sinistra del portiere. Poi poco prima della fine del primo tempo prova ad innescarsi Javier Inasio Dolce, sterzata sul mancino, tiro a giro e palla che esce veramente di un soffio. Con le immagini però passiamo al secondo tempo perché Lascari Cefalù parte bene e dopo un bel controllo col mancino arriva il pareggio da parte di Arena. Sono passati 4 minuti e la squadra di casa ha già pareggiato il conto e in virtù del risultato della gara di andata passerebbe agli ottavi di finale. Passano un paio di minuti, c'è un'azione sulla destra da parte di Bocciuei che calcia ad incrociare, trova l'intervento del portiere Arias a salvare gli ospiti ed è una parata fondamentale perché passano 4 minuti e allora ci pensa Joaquin Palestini con la zampata di destro appena dentro l'area di rigore al minuto 10 della ripresa a trovare il gol che riporta in vantaggio il Nicosia. Parità totale nel punteggio complessivo tra le due squadre nel doppio confronto, ma al minuto 71 una palla gettata in avanti da parte del Nicosia trova l'erroraccio da parte di Di Benedetto, poi il fallo e il calcio di rigore in favore degli ospiti si presenta dal dischetto Inasio Javier Dolce per l'1-3 del Nicosia, la doppietta da parte dell'argentino che porta i suoi in vantaggio non solo nella gara dell'Ilardo ma anche nel punteggio complessivo. Altri 2 minuti, altro errore da parte dei difensori del Lascari Cefalù e allora prova a approfittarne Spintola che a tu per tu con Stassi colpisce in pieno la traversa, manca l'occasione del poker, manca l'occasione per chiudere i conti e allora prova a buttarsi in avanti Lascari Cefalù, qui colpo di testa di Bocciuei sui sviluppi di un calcio d'angolo con la palla che si perde sopra la traversa. Passa ancora qualche minuto, poco prima del recupero c'è questa palla che arriva in aria con Moccero che controlla e calcia, blocca senza grossi problemi Arias e l'ultimo tentativo da parte del Lascari Cefalù che arriva stanco al finale. Il Nicosia allora ancora una volta sfiora il colpo dell'1-4, c'è l'uscita di Stassi ma dopo il rinvio da parte dell'estremo difensore del Lascari Cefalù arriva il triplice fischio che regala il passaggio del turno al Nicosia.
Era una partita molto dura contro un avversario molto ben strutturato, con giocatori importanti sia per qualità sia per esperienza, guidato da un tecnico che ha, diciamo, anche la sua rilevanza. La partita si presentava difficile, i ragazzi sapevano che erano chiamati ad una prestazione oltre, diciamo, quello che è il 100%, lo hanno fatto, l'hanno dato, chiunque è sceso in campo senza guardare le assenze che comunque avevamo, ma il nostro forte è il gruppo, il lavoro che comunque settimanalmente conduciamo fin dall'inizio della preparazione. È una vittoria che questo gruppo, questa società assolutamente merita e che ci fa ben sperare in vista alle prossime. Prossima gara in casa contro la Sport Palermo, dove bisogna ovviamente continuare questo testa a testa con l'Aragona. Assolutamente sì, il calendario nelle prossime partite ci riserva una serie di scontri diretti contro le squadre che sono nella parte alta della classifica. Al di là che si giochino le prossime due in casa, sappiamo che comunque affronteremo avversari molto importanti, avversari che puntano come noi al vertice della classifica. Intanto prima di domenica abbiamo mercoledì il ritorno del turno di Coppa, intanto ci concentriamo su quello, cerchiamo se possibile di recuperare qualcuno e poi come ogni domenica metteremo tutto per andare avanti. Qui con Luca Antona, difensore, colonna portante della difesa del Gemini, dopo una gara importante soprattutto per voi che fate parte della retroguardia, terminata con il punteggio di 0-1 in vostro favore. Luca, quello che ti voglio chiedere è la tensione che c'è stata durante tutti questi 90 minuti, dove siete partiti meglio voi nella prima mezz'ora, poi il gol forse vi ha fatti un po' addormentare, adagiare sugli allori, ma l'importante è che avete tenuto botta e avete portato a casa questi 3 punti. Intanto buonasera a tutti, sì, penso che la prima mezz'ora ha fatto vedere, ha fatto capire che squadra siamo e perché in questo momento siamo lì sopra. Dopo il gol fisiologicamente loro ci sono alzati, ci hanno un po' schiacciato l'ultimo quarto d'ora del primo tempo, ma noi siamo stati bravi a tenere botta. Siamo stati anche fortunati, abbiamo un gran reparto difensivo e penso che i 3 gol subiti in 9 partite, 8 partite, penso che ne sia la dimostrazione. Oggi comunque fare gol era poi difficile perché il Marineo è una delle migliori difese, è stata, possiamo dire, una gara tra roccaforti. Sì, è stata una squadra tra 2 squadre che vogliono fare il salto, noi non ci nascondiamo, vogliamo salire di categoria, in questo momento siamo lì sopra, lo dobbiamo allo staff, al gruppo che abbiamo creato e anche a questi tifosi che anche in trasferta ci seguono sempre. Siamo qui con Mirko De Miere, portiere del Gemini, che ha fatto davvero una partita fantastica, clean sheet e 3 punti portati a casa. Non poteva andare meglio di così, Mirko? Sì, siamo contentissimi perché questa era una vittoria che cercavamo, che volevamo e abbiamo ottenuta in un campo veramente difficile, perché sapevamo che il Marineo è una squadra costruita per stare là sopra. Oggi l'ha dimostrato, perché è inutile nascondere che hanno avuto anche le loro occasioni, hanno sbagliato il rigore, quindi sapevamo le difficoltà e siamo contentissimi di aver regalato questa vittoria ai nostri tifosi che sono venuti a sostenerci anche oggi. Una vittoria sofferta importantissima che vi lancia in questo continuo scontro con l'Aragona lì in testa alla classifica e soprattutto continua a costruire l'identità di un gruppo squadra che continua a fare bene. Sì, no, chiaramente siamo ancora a novembre, quindi la classifica non la guardiamo in questo momento, perché l'importante in questo momento è riuscire a portare più punti possibili, riuscire a fare gruppo come stiamo facendo, che stiamo creando una bella famiglia. L'importante è portare tantissima gente al campo dentro e fuori casa, perché il nostro obiettivo quest'anno è quello di creare tanto entusiasmo e cercare di stare là sopra il più possibile. Mister Cammarata ai nostri microfoni dopo una sconfitta pesante contro il Bagheria. Mister, cosa può trovare di buono dopo una sconfitta del genere? È difficile trovare qualcosa di buono, però anche con 2 uomini in meno i ragazzi hanno provato a non mollare, però sicuramente bella partita dopo l'espulsione è cambiato totalmente facile. A questo punto le chiedo se secondo lei c'era il doppio giallo, perché secondo me è un po' eccessivo. Pure ero da lontano, non sembrava neanche rigore, a dire la verità. Ci poteva stare, non ci poteva stare. Così ormai non possiamo farci niente. Sicuramente secondo me da sottolineare la prova fino all'ultimo secondo di Arken, che ha lottato con tutta la difesa del Bagheria da solo. Come tutti i ragazzi hanno lottato, eravamo 2 in meno, la partita ormai era finita. Peccato perché siamo partiti i primi 15 minuti anche molto bene, avevamo in mano la partita, poi dopo aver preso quel gol in
in ripartenza abbiamo fatto un po' fatica, però questo è calcio, adesso dobbiamo dimenticare questa sconfitta e rimetterci in ora. Allora, sono estremamente contento della prestazione che hanno avuto i ragazzi. Questa è quella classica partita in cui il risultato deve passare in secondo piano, perché quando io vedo i ragazzi che dal primo all'ultimo entrano, giocano così con grinta, da gruppo, tra virgolette si vedono anche i risultati, perché mettere in difficoltà una prima della classe e subire soltanto
entrate in campo le due formazioni per questo secondo tempo. Ripartiamo dal risultato di 1-0 per il Partinico Audace, l'ha sbloccata un colpo di testa di Caronia. Primo pallone di questo secondo tempo lo toccherà Mix all'indietro e Camarat che deve andare a riprendere questo match. Primo tempo anche due cambi obbligati per gli ospiti con gli infortuni di Baio e Lupo, sostituiti da Osege e Guadalupo. Possiamo ripartire con il direttore di gara che già prima di cominciare la ripresa mette a posto le due panchine. Le polemiche ricominciano, visto il gol che ha sbloccato il match del Partinico Audace con un altro pallone in campo. Non accenneranno a placarsi, immagino, per le prossime settimane. Si riparte con il possesso già regalato nuovamente ai padroni di casa. Di Giorgio guardi il pallone, Alfano non se lo va a riprendere, Ledesma a sparire. Pierce finta di girare da Osvaldo, riesce a fare una buona giocata, a tenere il possesso, a guadagnare anche calcio di punizione nel cerchio del centrocampo. E lui insieme ad Arken che deve cercare di dare una scossa alla squadra. Mirabelli allarga da questo lato da Spinelli, si muove fra le linee proprio Osvaldo, si appoggia da Ledesma, pressato da Di Mercurio, pensato ad andare a giocare, e allora in stretta si prende il calcio di punizione, no, perché c'è vantaggio. Di Giorgio non viene fermato e allora Caronia a puntare nel buono Mirabelli, finta di corpo, è passato, rete di rigore il numero 10, ancora ha fatto fallo, però lui in attacco sulla buona diagonale difensiva di Osege era riuscito a passare però in qualche modo il 10 dei padroni di casa, e lui questo momento che decide la partita con il suo colpo di testa sul bel cross di Eliezzi. Bene Martinetti con la testa a mettere in rimessa laterale con le mani Spinelli. Pane indica la via al 23, si chiama Osvaldo. Mirabelli, Osege, Cracchiola ha trovato la giocata in avanti, chiuso bene da Iezzi e andrà proprio Cracchiolo con le mani. A lottare Ledesma, Di Giorgio c'è sempre lui a lottare in mezzo al campo con il pallone. Poi Guadalupo, bene con le lunghe leve, prova ad accelerare, ancora Guadalupo a rientrare, a cercare il cross sul secondo palo per Osvaldo che si impegna, se la tiene, no, la lascia scorrere in rimessa laterale, già battuta verso Spinelli, qua sul fondo. Perdonate, la visione non perfetta, ve la racconto io. Gran giocata del 23 per Osvaldo, area di rigore! C'era fuori il gioco proprio da parte del mancino argentino, servito una gran giocata da Spinelli che ha fatto una bella ruleta sul fondo per far sparire il pallone a Martinetti, a Martinetti e Mercurio.
bella girare tra Iezzi, una posizione irregolare però il numero 11. A battere Doletti. Quella che fa cercare Arken con la sponda, Raimondi la tenuta da Pierce, la presa di Giorgio con la testa, e allora Iezzi avanti da Mistretta, ora buona di Cosece con la testa ancora Grillo, nessuno mette più il pallone, adesso sì, bene Iezzi, deviazione e rimessa laterale per Verde. Pierce ad aiutare bene con la testa a tenere il possesso per il Camarat. Guadalupo prova ad accendersi lui fra le linee, poi gioca da Ken, tacca ancora a servire Guadalupo, è tornato bene Osvaldo, scusate Alfano, poi Guadalupo a battere ancora da Arken che si è inserito bene mettendo il pallone, ottima chiusura da parte di Tuli, poi Alfano verticale, Iezzi fa scorrere stretta, non la può tenere, voleva un fallo da parte di Cosece, poi Osvaldo bene di prima difesa, non riescono a triangolare i tre argentini e sudamericani, che il pallone dalle parti di Pierce è completamente sbagliato e arriva una sostituzione per il Camarat con l'uscita di Ledesma, ingresso di Scrudato. Guadalupo adesso a centrale, mane la mezza alla destra, Scrudato mezza a sinistra, Torregrossa, Scrudato essere entrato al posto di Ledesma, qui a terra ristretta, riesce comunque a tenerla di Giorgio, pressi di Torregrossa, aiuto fuori bene da Alfano che allarga da Grillo, prova a trovare la profondità per Iezzi che si impegna. Su Cosece, fatto stare si riprende dal fondo per Doletti. Coglione, non vedi il campo per un anno, coglione! Lungo il lancio di Doletti, cercare con la testa Raimondi, però anticipato Arken, poi Guadalupo non passa su Alfano che sta facendo una gran partita, in stretta a girare, colpito in pieno del direttore di gara. È nostra! Ma noi c'avevamo la palla. Raimondi sembra scambiare 5-4 per mettere ordine. Raimondi qui però regala il possesso a Osvaldo, se lo va a riprendere bene alle sue spalle di Mercurio, poi Grillo avanti, Iezzi anticipato da Cracchiolo, in stretta si impegna Cosece solo per un attimo, confusione, Alfano prova a mettere ordine, passa, sgasa in mezzo al 2, in mezzo al 3, stesso Cosece senza fallo, però il direttore di gara che era lì a pochi passi non mi trova proprio d'accordissimo. Poi Pierce, tacco da Osvaldo, l'idea buona di Giorgio però ha capito tutto. Poi Carolina prova ad allungare, Minabelli ha capito tutto, Arken ha perso in posizioni irregolari, Mercurio lo riserve nel caso, 11 prova conclusione eccessiva, però questo non è la partita, soprattutto perché il Camarat è comunque polizia.
parte proprio lui, vuole incontro di Giorgio che ha trovato lo spazio per andare a impostare lungo il lancio alle parti di Iezi. Osege a chiudere, non c'è nessuno al cerchio di 100 metri proprio di Giorgio. In ritardissimo il giocatore in maglia 4 che ha steso in scivolata Osvaldo, è rimasto a terra. Il vicino del Camarat si rialza adesso. Ti saluto, ciao. Mattepane vicino Osvaldo che si è rialzato, si è ripreso, il pallone è proprio per lui. Stavolta Caronia deve fare la fase difensiva, ha saltato secco il 10, mette dentro il 17 profondo. Olizzi va a scorrere in maniera tranquillissima. Con la calamita, poi finta di corpo da Mistretta, ha tenuto ancora il pivot in maglia 9 e poi viene steso Caronia, la fa sparire, messa ancora una volta giù da Spinelli che se non sbaglio è ammonito, deve rischiare. Partita totale del giocatore in maglia 10. I Nero Verdi che stanno facendo una gran partita come quella di Alfano e di Giorgio. Qui con la testa Cracchiolo a colpire in pieno Iezi e infatti si va in questa laterale esterno mancino di bianco-blu contro Guadalupo. Preferite invece Torregrossa solo per un attimo, poi Guadalupo finta su Iezi, si deve appoggiare da Cracchiolo, colpito in pieno ancora Iezi, bene in pressing, guardare il carambola su di lui, allora Cracchiolo con le mani, Ben guadagnano metri, la squadra di Cammarata ancora lungo con le mani, stavolta Guadalupo ma nella terra letteralmente di nessuno, non c'è nessun suo compagno lì per attendere il pallone, solo Polizzi che ha già giocato. Bella la palla di Castagnetti per far correre Di Mercurio, profondità da parte di Mistretta trovata sul fondo il numero 9, mette dentro, c'è pieno Mirabelli, ma non si appoggia ancora una volta dal 7 e lascia il pallone termine, rimessa laterale, parte proprio il 7 contro Caronia. Adesso sistematicamente raddoppiato, ma occhio che si libera lo spazio per Di Mercurio che mette dentro sul secondo palo. Non è arrivato Iezi, scivolata, non è riuscito ad arrivare Grillo a chiudere l'azione e chiusura da parte della difesa del Camarat di questa laterale, che però stavolta ha rischiato tantissimo il pallone bello dentro il rigore di Caronia per Di Mercurio, che ha messo dentro questo cross raso terra che poteva far male. Occhio che adesso si va dalla bandierina per i padroni di casa e arriva come al solito colui che ha battuto tutti i calci piazzati. Caronia si prende gli applausi da parte dei suoi tifosi che caricano l'ambiente per andare a cercare il gol del raddoppio. Come sempre Raimondi a cercare di staccarsi sul secondo palo, il pallone stavolta arriva lì sul dischetto proprio per lui che la tocca, deviazione, ancora calcio d'angolo. Ancora dentro parola di Caronia sulla testa di Martignetti che l'ha toccata.
benissimo, da buonissima posizione. Questa è un'altra grande occasione per il giocatore in via 3 stavolta. A calcio d'angolo si è salvato il camera perché adesso deve cercare di dare una risposta che ancora non è arrivata, nessuna reazione in questo primo quarto della ripresa. Sostenitori ospiti, però li sentite bene. Qui bene Osvaldo, gran giocata, mette dentro. Allora arriva alle parti di Pierce, Guadalupe. Fallo rischiato sul numero 20, pensando a prendere con caparbietà. In anticipo sfruttando i suoi centimetri, premiato dal direttore di gara, e Osvaldo ha già preso il pallone in mano e l'ha piazzato. Poi esce bene invece il destro al volo di Guadalupe, troppo morbido, però troppo lento, arriva nelle mani del numero 1 dei padroni di casa, gioca sempre da Lulli. Di Giorgio esce ancora bene, partita facile dal pressing, dal primo pressing da parte del Camarat. Alfano a girare da Caronia, come sempre isolato l'1 contro 1, trova il movimento bello profondo da parte di Alfano che fa sbagliare il pallone in rigore, poi il rimorchio. Da parte della difesa del Camarat, Mirabelli però non la tiene e allora si va alla bandierina per i padroni di casa, come al solito con il loro numero 10. Pallone che spiò il secondo palo. L'ho battuto benissimo questa volta da parte di Caronia. Si è impegnato Duri. Non è riuscito a tenerla. Si muovono tanti uomini in panchina e da un lato e dall'altro. Sa che a breve arriverà qualche altro cambio. Osege avanti, Di Giorgio sembrava averla persa, non la perde mai, il 4 play del Putin Audace, poi spiovente su cui si impegna Mistretta. Osege non arriva, nemmeno Iezzi e Cracchiolo va avanti. Pierce prende posizione, Raimondi a anticipare, Di Mercurio ha preso un colpo da parte di Torregrossa. Rialzato il numero 7 e allora può giocare Alfano. Raimondi, Mercurio l'ha tenuta, Alfano su Guadalupe, ancora a ribaltare l'azione il numero 8 che si fila sempre bene tra le linee. Caronia a l'1 contro 1 Spinelli, vediamo se ancora meglio, stavolta si appoggia all'indietro, si arrabbia ancora Caronia, lo Spinelli per il colpo ricevuto a palla lontana, il pallone era finito dentro. Spinelli non dà colpo e ragione Caronia, allora si appoggia dall'altro lato.
difficoltà e sviluppare bene l'azione per poi andare a cercare le torri in area di rigore. Mane, bella palla per Cracchiolo, stavolta sì sul fondo con il sinistro, si è coordinato Osvaldo, anticipato però da un tocco che arriva del pallone, non ho visto di Artignetti oppure di Torregross, fatto sta Osvaldo si era coordinato per andare col sinistro al volo, ma la sfera ha preso un altro giro. La batto io! Intanto è rimasto a terra Raimondi. Di Mercurio, Guadalupo se la va a riprendere e si accentra, non gioca da Ken, si ferma, torna dietro da Pane, lui in gestione, Osvaldo attacca il Camerat, è esterno a cercare Spinelli che si era proposto in attacco, Guadalupo non la tiene, anticipato Pierce e allora in stretta a cercare di impegnarsi contro la difesa del Camerat, Dolenti svirgola e il pallone arriva qui sotto la nostra postazione dalle parti di Caronia che accelera, avanza il 10, lato corto e di rigore, vediamo se la mette dentro, sì, a cercare in stretta, anticipato da Usece, poi Iezzi spara alto col destro, occasione in contropiede per i padroni di casa. Carampi forse anche per Spinelli un problema per il 23 muscolare, proprio quello accusato dall'edesma nel primo tempo che poi è stato cambiato dopo 5 minuti all'inizio della ripresa. Praticamente 3 cambi obbligati per il Camerat. Verticale il pallone per Spinelli che si è accentrato, bel tunnel su Di Giorgio, poi Guadalupo a girare bene di prima senza guardare le parti di Arken, ma lì c'è Grillo che fa buona guardia, poi Iezzi con la testa a rigettare fuori il pallone Osege, Alfano stavolta la perde sul pressing buono, bello da parte di Osvaldo e allora Arken come prima idea sempre a cercare Pierce sul secondo palo! Da parte di Polizzi dopo la sua conclusione e allora è calcio di rigore per il Camerat sul destro di Pierce, Polizzi in uscita lo stende, proteste da parte del Partinico Audace, Polizzi se ne capacita. Condi è arrabbiatissimo con l'assistente dell'arbitro che oggi non ha pace dopo il gol dell'1-0 nato da quel lato, dal suo lato, il secondo pallone in campo, adesso un altro caso che lo va a infastidire abbastanza. La scelta però è stata presa, Mies si è guadagnato il calcio di rigore sul fallo di Polizzi che stava cercando di uscire, però ha investito il numero 9 e allora occasione dal dischetto per il Camerat per andare a pareggiare la partita. E Guadalupo sul pallone. Guadalupo contro Polizzi. Lui che è entrato nel primo tempo per sostituire il suo capitano, la può pareggiare. Questa breve per Guadalupo che sfida Polizzi negli occhi e poi la spalla altissima, erroraccio da parte del numero 20 e la partita rimane 1-0 per il Partinico Audace. Guadalupo la spara alta.
corsa breve e passetto. Il problema è che all'epoca da malissimo il 20. La sparata in cielo a Polizzi battuto, che era stato spiazzato completamente. Il Camarat lo sfrutta l'occasione e non pareggia la partita. Occhio, perché adesso il direttore di gara, non so perché, ha un cartellino rosso in mano. Intanto Iezzi abbandona il campo. Applausi per il numero 11. Entra al suo posto, se non sbaglio, Mendes. E Polizzi cerca in stretta, preso un colpo da parte di Mirabelli e giallo per il centrale del Camarat, proprio Mendes, che ha preso il posto di Iezzi, il gigante in maglia 19, a prendere posto lì davanti nell'attacco nero-verde. È rimasto a terra intanto in stretta. Si ribatte con la punizione di Caronia, in stretta che si è rialzato, il giallo per Mirabelli. Secondo palo, sempre a cercare Raimondi, che l'ha toccata, pallone che però arriva veloce dalle parti di Volenti. E poi sullo fallo proprio sul portiere dei bianco-blu, che però ha già battuto. Osvaldo Mascorre, si impegna il numero 17 e poi stende Grillo e fa fallo. Di Raimondi, poi in stretta Mirabelli, si impegna Torregrossa, non riesce a tenere in campo. Dalle mani di Mercurio, Di Giorgio, si gira sempre molto bene, molto pulito tecnicamente il numero 4, poi Grillo, secondo palla a cercare Mendes, Volenti ad anticipare bene in uscita, prova a ripartire Pane, sempre Servilia deve allargare da Cracchiolo. C'è nessuno in questo pallone verticale, però da solo Osvaldo, che però non può arrivare, e allora Caronia svaria in tutto il fronte d'attacco, stavolta è sul lato destro, da questo sinistro di Mercurio a puntare Torregrossa, lo sfida il numero 7, passa raddoppiato, si allunga il pallone, entra in area di rigore, scivolata perfetta, puntuale da parte di Mirabelli, che è stato ammonito qualche istante fa, ma non ha paura di intervenire bene sul pallone il numero 6 e prova a far ripartire a testa alta il Camarat, che deve cercare il gol del pareggio. Pane, le linee di passaggio sono
completamente chiuse e oscurate, e Pane, che spesso imposta il gioco, non sa mai chi servire. Si abbassa ancora una volta l'8, c'è proprio un buco fra centrocampo e attacco, e infatti il pallone arriva lì e c'è solo Caronia. Alfano ovviamente si ferma senza fretta, la squadra nero-verde in gestione. Martignetti ad andare lungo a cercare Mendes, si impegna con la testa e c'era fuori gioco. Pane, Spinelli, Pane, verticale, Osvaldo mangiato Martignetti, anche a Di Giorgio che va a riprendere il possesso, corre per 4 il numero 4. Alfano, profondità cercata per Mendes, è uscito Dolenti, bene con il petto, e poi gran pallone per Guadalupo, col ghiaccio nelle vene il portiere del Camarat. Guadalupo che si deve riscattare il rigore sbagliato, poi Duli più lungo che può. Cambio per il Camarat, esce Cracchiolo, sostituisce il numero 24 Di Marco. Guadalupo lascia proprio al neoentrato, ma lui a battere rimessa laterale lunga, profonda, occhio al pallone che spiove, poi non c'è munizione su Martignetti che è intervenuto bene con la testa. Una stata proprio perfetta l'uscita dei Polizzi. Batte Raimondi. Invece no, ha lasciato a Polizzi che va lungo a cercare Mendes, anticipo di Mirabelli, ancora Mendes a lottare alla meglio il centrale del Camarat, lancio lungo di Torregrossa, Raimondi bene con la testa, poi Alfano, Archen a rincorrerlo, Alfano avanti a Caronia, non c'è nessuno però lì perché il 10 non l'ha messa giù. Guadalupo a cercare di ribaltare il fronte, Torregrossa, giù il passaggio, la riprende bene Guadalupo da Pane, si è allargato Di Marco sulla sinistra, visto e servito prontamente, poi di prima Pane non si è più riproposto, Archen è andato avanti e allora un po' di indecisione nelle partite del Camarat, qui Archen non ha fatto fallo sabato dietro di gara, allora il pallone dentro con l'anticipo di Pierce che però spara alto, occasione per il Camarat ma non era così facile per Pierce. Intanto cambio per il Partini Caudace, c'è Caronia, autore di una grandissima partita, gli applausi sui tifosi. Esce oltre a Caronia anche Di Mercurio, entra con il numero 14 San Severino per il posto del numero 10. E adesso vi comunichiamo chi entra al posto di Mercurio. Detto cambio anche per il Camarat, l'ennesimo della partita, oltre a San Severino, entrato anche 30 poste per il Partini Caudace. Intanto cambio anche per il Camarat, è uscito Spinelli. E al posto di Spinelli cerchiamo di capire adesso chi è entrato. Cuffaro che va a battere la rimessa laterale sotto la nostra impostazione, proprio 30 poste con la testa, proprio i due entrati subito
a toccare i primi palloni della loro partita. Poi Di Giorgio mette giù, anzi no, con la testa allarga sul lato destro, c'è fallo contrario fatto da Grillo, pensavo che l'avesse subito poi Guadalupo, pallone un po' a metà dove Mendes arriva e va a pressare bene Osege, occhio che riparte in stretta, sgambettato da Osege e calcio di punizione. E arriva il cartellino anche per il numero 3. Bene Mendes ad andare a lottare su questo pallone, Osege non aveva altra soluzione se non quella di stendere in stretta che si stava involando verso la porta di Dolenti. Mendes è sul pallone, si va a prendere lui la responsabilità dopo l'uscita di Caronia. In corsa breve Rignò è arrivato in maglia 19, 3 in barriera per Dolenti. Destro a girare, barriera piena, pallone che si impenna e prende in pieno la traversa, poi esce Dolenti su Trenta Coste che aveva staccato e fa correre capo aperto il faro che si impegna bene perché il pallone non è uscito, poi Osvaldo fallo su Martignetti. Si è arrabbiato anche Raimondi. Ancora qualche momento di tensione con Raimondi che ha preso qualche metro per andare a battere questa punizione. Fatto sta che tanto è uscito in stretta accompagnato dagli applausi della sua gente. Arbitro a 10 metri dietro! Raimondi intanto è riuscito nel suo intento, ha preso tanti metri per andare a battere questa punizione, va a cercare proprio il neo entrato Macaluso, poi Mirabelli, Sanserino, Trenta Coste, ancora a lottare, adesso duelli a centrocampo infiniti, esce Pane, palla al piede, lancio lungo di Cuffaro per Arken, la posizione era regolare, pallone però non arriva dalle parti della Boa e Camarat per l'ottima chiusura da parte di Duli, poi Polizzi, Martignetti, lungo il lancio, Cuffaro, Macaluso dietro lui a pressare senza fallo, Trenta Coste se la va a riprendere bene il numero 15, più scaltro di lui però Osvaldo, Pane a girare da Guadalupo, di prima Pierce, anche lui con le sinistre da Arken, stavolta aveva giocato bene il Camarat soltanto per un attimo però, perché Alfano trova la profondità verso Mendes, occhio a Dolenti sulla linea dell'area di rigore, rischio enorme da parte del portiere del Camarat. E allora ancora a distendersi ad attaccare i bianco-blu, bella la palla trovata diagonale da parte di Guadalupo per Arken che mette dentro col sinistro, ancora Martignetti bene, Guadalupo al limite dell'area, non ha lo spazio per calciare, non riesce nemmeno a prendersi calcio di punizione, ha chiuso bene Sanseverino, appena entrato si guadagna gli applausi dei suoi tifosi. Qui rimessa laterale guadagnata dai padroni di casa, non proprio felicissimi i tifosi degli ospiti.
Occhio perché intanto è rimasto a terra Alfano. Crampi per lui che ha fatto una grandissima partita. Poi si accendono gli anni in mezzo al campo fra Di Marco e Guli. Arriva Raimondi con Pierce a calmare, è il giallo però, se lo prende Di Marco. Crampi per Alfano che ovviamente cerca di guadagnare come può un po' di tempo, portare a casa 3 punti per i suoi. Alfano accompagnato dallo staff medico, pronto però già a rientrare, solo Crampi per lui che deve stringere i denti per questi ultimi minuti. Mirabelli, Pane, Osege pressa alto Mendes che prima aveva recuperato un pallone importantissimo sul pressing offensivo, poi Pierce lato corto del rigore si appoggia da Guadalupo che deve lottare, lo mangia però Grillo che si va a riprendere il pallone. È rientrato Alfano, si è ripreso il numero 8 e allarga bene alle parti di Di Giorgio. È tornato però Torregrossa, non benissimo perché Di Giorgio recupera il 200° pallone della sua partita. Ancora il numero 4 a tenere il possesso, andare sul fondo a far guadagnare secondi, minuti importantissimi i suoi neroverdi. Poi va a riprendere la solita posizione lì nel mezzo. Arriva un altro cambio per i neroverdi, vediamo chi entra e chi abbandona il campo. Esce uno splendido Di Giorgio che ha fatto una partita super, a mio avviso probabilmente il migliore in campo, insieme sicuramente a Canonia. Il 10 e il 4 hanno dato spettacolo quest'oggi, uno a inventare, l'altro a recuperare e a smistare. Entra il posto di Giorgio, maglia 17, Streberger. 8 minuti, 88. Torregrossa, San Severino spara in cielo, esce Dolenti ad aiutare Cuffaro e poi lo serve. In prestito Straberger su Pane che gira, Guadalupo incontro Archenno, però Pane non arriva alle sue parti perché c'è prima di lui Alfano. Straberger a girare da 30 coste, avanza, prende campo il numero 15, poi bella palla per Mendes, voleva la sponda Alfano, occhio al rimpallo sul quale si stava inserendo 30 coste e poi prende qualche parolina di troppo da parte di Mirabelli. Oh, che bella palla di Osvaldo per Pierce che voleva anticipare la conclusione con il destro sull'uscita di Polizzi. Ha rischiato quel partito di Caudace sulla palla profonda di Osvaldo e Pierce che però non è riuscito catalizzare al meglio questo pallone al minuto 90. Ovviamente la stanchezza si fa sentire, vedremo anche poi quale sarà il recupero concesso al direttore di gara. Lungo Polizzi, Mendes tacco al volo,
Bella scelta tecnica, bella giocata tecnica. Cuffaro poi non la riesce a tenere in campo. Sanseverino lascia a Trentacoste. 6 minuti in recupero, segnala il direttore di gara. E per il tempo che si è perso probabilmente è anche giusto. Contro Torregrossa, Pane a girare. Osege Guadalupo prova ad accelerare, a fare qualcosa per riscaldare la sua partita che pesa tantissimo sulle spalle del Benti, perché quel rigore poteva pareggiare i conti e perché no andare a cambiare anche l'inerzia psicologica del match. Arken qui a lottare, esce bene ancora una volta Martignetti con il possesso, ma Caluso si impegna, Mirabelli a cercare di contrastarlo, poi non riesce però a tenerla in campo il numero 6. La rimessa e ovviamente è da parte di Caudace, e con il guardalinee che ha segnalato rimessa laterale per il Camerot, non so come, sinceramente era netta rimessa da Martini Caudace e la chiamata è giustissima da parte del guardalinee. Trentacoste avanti, Mirabelli, Pane, Di Marco, non sa chi servire, si avvicina Pane, preferito il lancio lungo verso Pierce, la sponda è buona per Guadalupo, controlla a seguire, c'è, e poi rientra su Grillo, pallone dentro, di rigore, salta Arken! Ha preso bene il tempo, la mette fuori però con la testa. Scorrono i minuti, entriamo adesso nel secondo di recupero. Ne mancano ancora 4. Arbitro! Polizzi con tutta la calma del mondo, come giusto che sia. Pallone verso Trentacoste, anticipata Torregrossa. Mendes mette il corpo su Mirabelli, anche su Pane, si dice bene, poi Straberger. Pallone un po' complicato per Sanseverino che comunque se la cava e va da Raimondi a cambiare il gioco alle parti di Alfano che aveva i crampi ma non sembra. Pallone per Caruso, partito in posizione irregolare secondo il guardalinee. L'incrocio di traiettoria però era un po' dubbio fra Macaluso e la difesa del Camerot. Fatto sta che la segnalazione è arrivata e il Camerot ha un altro pallone che adesso Dolenti deve spedire più lontano che può quando ne mancano 3 al termine. Scambio con Osege, non lancia lungo il portiere del Camerot, ci pensa invece Cuffaro che prende in pieno Strasberger. Poi ancora Cuffaro, Strasberger non la tiene, Trentacoste sì, se la va a riprendere su Torregrossa. Bene l'appoggio per Sanseverino che cerca la profondità per Mendes, si ferma Dolenti, ancora Mendes a lottare con Osege, messo giù, non c'è nulla. E Dolenti esce, la fa sua, va lunghissimo a cercare Arken. Stacca anche Grillo, Arken per un attimo, è tornato Alfano che non sembra avere i crampi come segnalato al minuto 82, anche per lui una partita sontuosa. Sontuosa la partita numero 8. Lui, di Giorgio Caronia, i 3 che a mio avviso quest'oggi stanno mettendo la ciliegina sulla torta per questi 3 punti, i padroni di casa, ma occhio che mancano ancora 2 minuti. Polizzi senza fretta lascia addirittura Sanseverino che si prende il giallo. E adesso va a battere Polizzi, c'è un po' di confusione
lato panchine. Sembra quasi ai San Severino abbia fatto apposta a fermarsi, a prendere il giallo e perdere il tempo necessario per far finire questo match. Vediamo se farà recuperare però ancora il direttore di gara oltre il 96. Un minuto se è mangiato San Severino. Mendes, ottima la sponda, Macaluso va sul fondo, deve andare a chiudersi lì alla bandierina, raddoppiato da Pane e da Di Marco, non riesce a tenerla il 18 e allora si riparte da Dolenti, forse l'ultimo pallone della partita per il Camarat per cercare di andarla a pareggiare. Dolenti lunghissimo, Archen a stendere Raimondi, a fare il gioco del Partinico audace. E 30 secondi alla fine che separano i 3 punti dalla via dei neroverdi. A terra Raimondi senza nessun tipo di fretta, il capitano dei padroni di casa. Polizzi al fondo, lunghissimo, passa il 96, ci sarà probabilmente qualche altro da giocare. Mendes, Macaluso mette il corpo, Mendes è tutto solo, vi si è servito Osege con l'ultima chiusura forse della partita. Poi Pane deve andare lunghissimo, ha concesso forse un minuto in più il direttore di gara visto la perdita di tempo di San Severino. Pallone che passa, Pierce prova ad allargare, non arriva, Raimondi ancora ad alzare il muro, poi Di Marco, Partinico audace a lottare e occhio perché arriva un cartellino sulla panchina dei padroni di casa. Non so chi sia ad essere buttato fuori, c'è il rosso. C'è il rosso, probabilmente da parte del direttore di gara che però è fermo lì e ce l'ha con la panchina del Partinico audace. Ovviamente non sappiamo cosa stanno dicendo lì dalle parti nella panchina nero-verde e arriva il rosso. Per un membro dello staff che però dopo il rosso si è riseduto in panchina al posto di uscire dal campo. Nervosissimo anche mister Cammarata, la panchina ospite. Dolenti praticamente al limite dell'area, ultima preghiera per il Camarat. Guadalupo lunghissimo dentro l'area di rigore, forse lo voleva fare il Camarat, sponda di Mirabelli, poi Dolenti sinistro al volo, occhio che la porta è vuota, Pane rimette dentro e Polizzi mette giù. Non arrivano i 3 fischi del direttore di gara, ma è quasi come se fosse già arrivato il fischio dell'arbitro. A giocare da 30 coste, arriva adesso il triplice fischio e finisce qui. Il Partinico audace conquista 3 punti importantissimi e lo scontro diretto playoff sul Camarat che sbaglia un rigore e avrà un grandissimo rimpianto per questa partita. 1-0 Partinico audace, decisa la caronia sul Camarat. Un saluto a parte di Sportisti e Davide Sgrove.